Siamo nella piazza di Valmorel, il luogo un po' simbolo di questo paesino che è la frazioncina più alta del comune di Limana. Questo luogo, questo borgo rurale, sta mantenendo come tale nonostante ci sia stato anche qui l'abbandono del territorio. Da più di 30 anni qui funziona un cosiddetto comitato frazionale che è una APS, Associazione di Promozione Sociale. Questo comitato ha preso a cuore la salvaguardia di questo borgo, di questo paesino, partendo proprio dalla latteria storica e partendo da quel tessuto sociale che nonostante appunto l'abbandono qui si è sempre mantenuto, e da lì siamo partiti, quei pochi giovani che erano rimasti, per cercare di salvare un paese e il suo territorio. Qui abbiamo delle risorse naturalistiche e ambientalistiche molto belle. Qua vicino abbiamo anche le torbiere della Valpiana, che è una zona SIC, sito di interesse comunitario, censito a livello di Rete Natura 2000, a livello appunto europeo, e quindi abbiamo cominciato a promuovere il territorio. Tra queste attività una è stata quella di portare sul territorio anche delle opere lignee, delle sculture permanenti lungo vari tracciati, in particolare lungo il cosiddetto Anello delle Malghe, che è un percorso che unisce le 4 malghe storiche, 2 appunto ancora funzionanti e 2 sono state trasformate in attività ricettive. E lungo queste malghe abbiamo creato delle opere, prima su dei tronchi e poi nel tempo abbiamo perfezionato il modo di costruirle in maniera che risentissero meno degli agenti atmosferici, rialzandole da terra e coprendole. Abbiamo creato questo susseguirsi di sculture dandogli poi anche un senso, un ordine, e qui in questa mappa, realizzata sempre da scultori locali, abbiamo costruito questo percorso in maniera che l'ospite o il turista che arriva sa come raggiungere queste varie opere lungo il territorio. Tutto questo progetto è partito nel 1996, quando con degli scultori locali che avevano appena finito un corso appunto di scultura abbiamo realizzato dei bassi rilievi che sono esposti sullo stabile della latteria, dei bassorilievi ispirati all'ultimo libro di Dino Buzzati, che è intitolato proprio I miracoli di Valmorel. Sono delle opere ispirate a questi ex voto riportati sul libro, e da lì abbiamo poi sviluppato questo progetto, ripeto, di sculture che ha un po' caratterizzato tutto il paese, perché oltre a quelle che sono state messe lungo il percorso l'Anello delle Malghe, abbiamo creato delle figure tipiche anche qui in piazza. In ogni angolo della piazza c'è una scultura tipica. Poi abbiamo creato le sculture anche sugli incroci e sugli arrivi delle varie strade che portano qui alla piazza. Questo progetto poi si è sviluppato anche, si è esteso ulteriormente, e infatti anche nelle zone che portano a Valmorel, con delle collaborazioni anche delle iniziative private, questo fenomeno ha un po' contagiato varie persone e troviamo delle sculture sparse un po' lungo tutto il territorio, da funghi ad animali a folletti del bosco. Ogni zona ha delle sculture e quindi è diventato un po' un piccolo biglietto da visita. Qua ci troviamo sopra la latteria. Questo piccolo laboratorio caseario ha sempre funzionato ininterrottamente, sia durante la guerra sia durante la recente pandemia. Questa attività è sempre stata viva proprio perché il latte deve essere lavorato quotidianamente e fresco. Qua sopra c'era l'appartamento del casaro, era tipico di queste latterie. Noi siamo tra l'altro l'ultima latteria turnaria della provincia di Belluno, probabilmente di tutto il Veneto, l'ultima ad aver mantenuto questo modello di funzionamento cosiddetto turnario, che significa che ogni giorno insieme al casaro, che è il dipendente della cooperativa, c'è il socio di turno che collabora per tutte le attività e le lavorazioni che servono fare. Era tipico di queste latterie turnarie che praticamente nel secolo scorso erano presenti quasi in ogni paesino, in ogni frazione. Era tipico avere l'appartamento del casaro sullo stesso stabile, perché il casaro era quello che faceva, oltre che il formaggio, faceva un po' tutte le attività
di raccolta latte, consegna dei prodotti, e viveva appunto con la sua famiglia sopra la latteria. Questo è durato fino agli anni 70 e poi avevamo appunto questo locale un po' abbandonato che aveva bisogno di essere ristrutturato, e abbiamo fatto una scelta condivisa con tutte le famiglie del paese di renderlo un edificio pubblico, perché i soci non avevano più, le forze erano ridotte da oltre 100 che c'erano appunto di soci conferitori negli anni 50. Eravamo scesi a poche unità e appunto i soci non avevano più le risorse economiche, le forze per ristrutturare la latteria. Avevamo le ex scuole chiuse da parecchi anni e abbiamo fatto la scelta condivisa con l'amministrazione di allora di rendere pubblico questo edificio e private le scuole. Con la vendita delle scuole è stato fatto un investimento su questo stabile che di fatto appunto è diventato un edificio pubblico. E qua sopra abbiamo ricavato questo centro chiamato Alveiò, Centro Natura e Cultura, dove da parecchi anni sviluppiamo, oltre che la vita associativa e la sede della latteria, sviluppiamo tutta una serie di iniziative culturali, promozionali legate proprio al tema del rapporto uomo-ambiente, perché quello che ci ha sempre caratterizzato e che cerchiamo di portare avanti è questo binomio di sana convivenza tra le persone che vi abitano e il territorio che ci ospita. Tutto questo ha fatto sì che questo luogo, questo paesino, oltre a mantenersi nel tempo, sia diventato anche un po' un piccolo laboratorio dove anche persone giovani cercano di venire ad abitare, e infatti siamo anche una piccola testimonianza di incremento demografico da parecchi anni, un fenomeno in controtendenza rispetto a quello dello spopolamento che colpisce un po' tutta la provincia di Belluno, proprio perché cerchiamo di armonizzare questo concetto di comunità tra chi vive, tra chi arriva magari anche come turista, e l'ambiente, dando quindi parecchia attenzione alla cura del territorio. Come dicevo prima, una biodiversità molto elevata, in pochi chilometri quadrati raggruppiamo ambienti diversi, ma che hanno proprio questa caratteristica di armonizzarsi tra loro. E questo è un po' il nostro scopo, e cerchiamo e abbiamo creato questo centro non come museo, al di là di qualche attrezzo storico che si vede, ma come laboratorio. E infatti la fondazione che è arrivata, che si è insediata recentemente qui a Valmorel, la Fondazione Piol, ha proprio sposato questa causa di essere un laboratorio per i giovani, per far tornare i giovani a vivere in montagna, vivendo magari anche certe attività, certi lavori, in particolare quello agricolo, con degli aspetti innovativi, unire tradizione e innovazione. Quindi siamo un laboratorio permanente dove le cose accadono con una certa regia, con una certa anche responsabilità. L'impegno e le difficoltà sono tante, ma la nostra piccola missione è proprio quella: salvare un paese, salvare il sano vivere in montagna e cercare che le attività che possono svilupparsi diano appunto anche un reddito, una possibilità di rimanere nel territorio. Che abbiamo sviluppato in questi anni c'è anche proprio la cosiddetta Magna Longa, partita più di 20 anni fa. È un percorso enogastronomico che spazia proprio sulle nostre zone, in particolare quello delle Malghe, con partenza e arrivo in piazza Valmorel. Si tiene tutti gli anni la seconda domenica di luglio, e con l'avanzo di questa iniziativa facciamo degli investimenti sul territorio. Un esempio è questa tabella turistica dove si vede proprio la Val Belluna con tutto il circondario di montagne che la circondano, spaziando dall'altipiano di Asiago fino alle prime Dolomiti a nord di Belluno, in particolare il Monte Schiara. Quindi il senso nostro è proprio reinvestire sul territorio, fare delle iniziative che danno poi una ricaduta del valore aggiunto sul territorio stesso. Io ho un motto che uso da sempre, che è quello di valorizzare senza rovinare. Questo è un po' il nostro simbolo di missione. Valmorel è conosciuto anche per il libro di Dino Buzzati, uno scrittore bellunese che però viveva a Milano, di origine bellunese,
Dino Buzzati appunto ha scritto il suo ultimo libro intitolato I miracoli di Valmorel. Uno scrittore conosciuto a livello internazionale e ha dedicato appunto la sua ultima opera a questo luogo. Il posto dove ci troviamo è un po' il luogo simbolo, anche se di fatto qui Buzzati non passava, perché questo capitello è stato costruito nel 1972, quando lui è mancato, in un posto che lui praticamente non accedeva, perché quando saliva a Valmorel dalla sua villa storica di Buzzati vicino a Belluno, San Pellegrino, saliva per la vecchia carrareccia che portava a Valmorel. Qui siamo sulla strada nuova che è stata costruita appunto a fine anni 60, ma qui si è identificato quel luogo particolare vicino a un vecchio ruscello, e qui è stato eretto questo capitello dedicato proprio a Santa Rita, che è il tema cruciale che ha sviluppato questo scrittore nel suo ultimo libro. È stato creato parecchi anni fa un percorso che parte appunto a Limana e sale fino a Valmorel, rispettando proprio il percorso che lui faceva, il cosiddetto itinerario di Buzzati. Adesso lo stiamo prolungando fino al paese vero e proprio, fino al paesetto di Valmorel, e poi da lì si prosegue e si va oltre nella cosiddetta località Sambuga, dove è stato individuato con delle ricostruzioni storiche che era il posto dove lui immaginava quel vecchio tabernacolo dove si sviluppa un po' tutta la storia di questo romanzo, I miracoli di Valmorel appunto.